Allora, visto che abbiamo sempre l'opportunità di parlare con il vice sindaco, la situazione del ripascimento a Isola Verde. Allora, a Isola Verde anche ieri ho fatto un incontro con il Genio Civile della Regione e ho chiesto che i lavori di ripascimento devono proseguire, anche in notturna. Ho chiesto che vengano fatti i controlli per quanto riguarda i livelli fonometrici, perché c'è il campeggio a Isola Verde che si lamenta dei rumori, quindi ho chiesto che vengano verificati i livelli fonometrici, attendo risposta dalla Regione. Certo che da parte dell'amministrazione c'è assoluta solidarietà con le spiagge, con tutti gli operatori di Isola Verde, ma noi incontriamo associazioni di categoria giornalmente, li sentiamo tutti i giorni e abbiamo un contatto diretto con la Regione. Certo che voglio anche specificare, anche ancora questa volta, che la competenza è esclusiva della Regione. Noi siamo intermediari, logicamente dobbiamo tutelare i lavoratori, tutelare le imprese nostre turistiche, però non può essere che ogni anno i ripascimenti vengono fatti in ritardo, sempre quando viene pubblicata l'ordinanza balneare. Anche lo scorso anno è successo un episodio analogo nel litorale di Sottomarina, che a luglio abbiamo iniziato i lavori di ripascimento e poi li abbiamo interrotti. Questo è una mancanza di rispetto da parte della Regione, soprattutto alle imprese turistiche. Vengono a fare propaganda elettorale parlando di turismo e poi questi sono i risultati. Quindi chiedo che anche gli operatori si facciano sentire come stiamo facendo noi con la Regione. C'è una campagna elettorale adesso che sta andando avanti e i candidati anche regionali si stanno facendo avanti. Bisogna fargli capire che questa è una problematica che sta investendo il territorio. Il turismo è la seconda risorsa economica del nostro territorio. Dobbiamo assolutamente far capire che non siamo una città turistica di serie B. Ecco Marco, scusa, mi permetto di entrare in campo. Allora senti, su quello che dici, questa è un'intervista, magari non dovrei intervenire, però se mi permetti, siccome sono vecchietto, ho fatto un bel po' di campagne elettorali, allora fra poco c'è la campagna, hai accennato la campagna delle elezioni regionali e allora questa lamentela che c'è tutti che dicono che Chioggia non viene guardata abbastanza. Scusa, questa campagna elettorale è alle porte, imminente in pratica. Ecco, allora vorrei ricordarvi che noi in questo momento abbiamo come rappresentanza regionale solo la Erika Baldini del Movimento 5 Stelle. Certo. Io credo che la Erika faccia tranquillamente la sua parte e lo dico subito, invito l'elettorato 5 Stelle a mettere la preferenza alla Erika Baldini. Non sto facendo campagna per Erika Baldini, sto dicendo noi abbiamo bisogno di riconfermare i consiglieri, ma farne anche altri. Dobbiamo farne anche altri. Allora è inutile che piangiamo, che diciamo siamo bistrattati eccetera. La provincia di Venezia, l'ho già detto tante volte, è formata da 700.000 abitanti, giusto? Certo. Qua tra Chioggia, Cavarza e Recona non siamo 100.000. È chiaro, scusa, che si consiglieri regionali, si decide il Consiglio regionale del Veneto. Se in Consiglio regionale del Veneto abbiamo consiglieri di Mestre, di Portoguaro, con tutto rispetto ci mancherebbe. È chiaro che loro vengono tirati dalla giacchetta da quei 500.000 che li hanno eletti. Allora, siccome già altre volte che oggi siamo riusciti a avere la fortuna di avere addirittura, c'era un periodo avevamo 3 consiglieri regionali, Carlo Alberto Tesserini, Lucio Tiozzo e Resler, in pratica, 2 erano all'opposizione e 1 alla maggioranza, non si può dire che Chioggia non aveva peso politico quella volta, perché io sento tanti che dicono un sacco di fregnacce, ma non facciamo niente, tutte cazzate, scusate il termine. Comunque noi abbiamo bisogno di avere questo. Allora l'invito mio, mi permetto, approfitto di questa intervista con il vice sindaco, scusami se... È un fuori onda, ma allora ci saranno una serie di candidati locali che hanno interessi locali, che lavorano a Chioggia, ok? Che vivono a Chioggia. Noi dobbiamo votare quelle persone. Non vi sto dicendo votate 5 Stelle piuttosto che quelli di Forza Italia, ci sarà. Dobbiamo votare i candidati locali. Io dico di votare Erika Baldini, ma oggi sono del Movimento 5 Stelle. Ma io lo dico anch'io. Cioè, l'elettorato 5 Stelle si ricordi che deve mettere la preferenza, deve scrivere il nome, perché sennò va il nome al movimento, ma se uno di Mestre prende un voto in più va quello di Mestre. Quindi noi abbiamo bisogno che vadano quelli di Chioggia. Ecco, io sto partendo proprio a fare una mia campagna elettorale per i candidati locali. Io spero che sta con messaggio ed è diretto agli indecisi e quelli che non vogliono andare a votare, perché per voi purtroppo perdiamo un'opportunità. Dobbiamo aumentare il nostro peso politico.
come città, questo è fondamentale. A prescindere dai colori, qua non è una cosa pro 5 Stelle o pro altre parti. Qua abbiamo anche l'amico. Attenzione a come ti muovi, perché ti stai muovendo non benissimo. Perché? In che senso? Dimmi. Scherzo, dai. Ok, allora qui interrompiamo.